Ciccio, quanto tempo? Come si? Allora, incacciava Cizzo. Non è cassettato, cassettato. E quindi, che me la ecco. Ma che piacere. Zio Francesco, ma sempre lo stesso, sai? Allora, che mi conti? Tu c'è, dopo la versione della Sinara, sono qua in Palermo, per voi. Rischiando un pochettino, però. Eri piccericcio, ancora murro poeta, quando te ne sei andato da Palermo. E ora sei tornato a trovarmi che sei un pezzo tuo su un capo. A tutti coloro che non possono pagare, dovete dare lavoro. E i piccioli, come li facciamo? I piccioli ce li andiamo a prendere nelle imprenditorie che contano. Andiamo a spoghiare a cucciavi i sordi. Non ai poveri, ma ai ricchi. Giusta considerazione. Dite bene, Don Salvo. Io ho sempre fatto quello che mi avete detto voi. Adesso non possiamo collaborare più. Il rischio è molto grosso. Commessa, non mi fate incazzare. Non mi dite che mi avete fatto scomodare a venire dalla Sicilia qua per sentirmi dire ste minchiate. Il vostro rischio mi sa che è sempre pagato bene. Che fanno? Non basta più la mazzetta. Ma io sto brindisi. Ti portaste un bodyguard dell'America. Io ho fatto guerra, che viaggio tu potete scordare. Mi hanno ammazzato diverse volte e sono resuscitato. 7 vite come i gatti tengo. Io faccio finta che mi venga a pigliare un drink. Sarò, io non sono un tuo nemico, sono un tuo alleato. Ricordate che è roba buona l'avevamo qua in Sicilia. Ricordate quando eravamo picceriti, i nostri progetti. Sono contento che i catanesi, donna Consuelo, parlano tutti tia. E ti fa onore. Ma che tu che facessi a Roma? Un giudice che facessi ammazzare. Non va bene. Ora ci sono i sbirri ovunque. Carmelo, tengo tutto sotto controllo come al solito. Benito, accompagna signora all'uscita. Da oggi in poi, gli altri ne sentiamo solamente per gli affari. Gli altri occupati l'America, in Sicilia, un capo sul mio. Picciotto, sai che da fare? Oggi vi prendete mezza giornata libera. Vi devo divertere, eh? Don Saruzzo, ecco poi un casco. State attenti. Di 4 hotel, i più grandi d'Europa. Potete stare quanto volete dopo. Non ci giriamo attorno, avvocato. Non ci giriamo attorno. Mi dovete dire che cosa rischio. Don Zaro, rischiate il 41 bis. 41 bis! Mi avete detto che non rischiamo niente, avvocato. Io farò la vai, avvocato. Salutiamo Don Salvo. Ma che fai? Che fai? Cos'è nuoto? Lo mettete in piano? Don Salvo, tutto a posto. Ora,
andate a prendermi a donna Iscia e me la portate qua. La voglio viva. Mi raccomando, viva! Va bene, Don Saro. Dite. Don Saro, eccola. Donna Iscia, quale piacere. Solo tu hai potuto fare sta minchiata, Saro! Mi fate schifo. Siete una donna senza animo. Avete rotto il patto di Cosa Nostra. Pensate un po'. Vi avevo stretto anche la mano. Tu mi hai umiliato, mi hai umiliato. Chi è stato a tradirmi, eh? È arrivato il vostro momento. Tu non mi puoi uccidere. E infatti non sarò io ad ucciderti. Che vuoi fare? Fallo tu. No, Saro! Non datemi questa soddisfazione. No! Ammazza. Dottoressa, per me è un onore essere arrestato da voi, dottoressa. Sapete che cosa penso? Che dopo questo arresto diventerete famosi. Anzi, vi faranno il presidente della Repubblica. Portiamolo via. Piano. Dai. Piano. Piano, armato. Piano. Adesso una notizia di ultima ora: si nascondeva da diversi anni in una villetta in contrada Torotto tra Niscemi e Vittoria. Il capo di Cosa Nostra, Saruzzo Barrano, è stato arrestato dopo 13 anni di latitanza. Buongiorno e ben trovati con la nuova edizione del telegiornale Informazione Chiara. Apriamo, come già anticipato, con un'importante notizia di cronaca. È stato arrestato dopo 13 anni di latitanza l'imprendibile capo della commissione che governa Cosa Nostra, Saruzzo Barrano. Buonasera, benvenuti a questa edizione straordinaria del TG, di questa cronaca per la notizia di ultima ora, perché evaso questa notte il capo di Cosa Nostra, Rosario Barrano, è scappato dal carcere di massima sicurezza dell'Asinara. Giudice, ma che pensate? Che facendo così mi fate paura? Le vostre parole mi riempiono il cuore di gioia. Vuol dire che ancora oggi c'è qualcuno che crede alla parola di un uomo. Ma non di un uomo qualsiasi, ma la parola di un uomo d'onore. Angelo, dimmi una cosa. Ma conosci a Diana? Sì. Mi dice che un fastidio ti porta la picciotta? Vedi una paura a buttare la mano al suo tempo, non so. Carogna! Oh, Don Saro, Oh, posto! stiamo calmi, Don Saro, non succede niente. Non ti ricocchio! Apro solo tanto avverto chiò! Minchia, oh, come spacco! Siamo in ospedale, guarda come commanà, oh, all'ospedale, Ti fa